E torniamo con i talk dalla Maker Fair Sardinia. Siamo con forse il maker più famoso di questa fiera sarda, Raffaele Puddu. Ciao. Ciao, buongiorno. Hai Sì, partecipato a sì, tutte le edizioni. esattamente, sono sempre presente dalla prima edizione, dal 2018 ad oggi, un DJ resident. Esatto. E se anche il tuo stand è quello più scenico, ogni volta presenti le novità, dategli una stampante 3D e vi stamperà di tutto. Esatto, non mi pongo limiti. Sono partito nel 2018 alla prima edizione con 2 armature e uno zaino protonico dei Ghostbusters e poi nel corso degli anni ho migliorato il mio laboratorio arrivando ad oggi con un'esposizione tutta a tema Harry Potter e repliche di alcuni film come La Mummia e Jurassic Park e di Indiana Jones. Indiana Jones. Ecco, partiamo proprio dal tema. Ti vedo anche con la coppa, questa è la Coppa Tre Maghi, Esatto. che viene da Harry Potter e il Calice di Fuoco, giusto? No. No? Sì? Sì, 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 esatto. dove c'è il Il torneo, torneo, dove sì, c'è il torneo tra esatto. le... Sì. Sì. Raccontami un po', cosa ci vuole per costruire una coppa del genere? Facciamola anche vedere. Guarda, Eh, come tempistiche io impiego all'incirca una settimana tra produzione e post-produzione. La parte trasparente è realizzata in resina, mentre tutto il resto del corpo è PLA, plastica, stampata appunto con le stampanti 3D e poi rifinita per dare l'effetto della coppa reale che ha le stesse dimensioni che si vedono nel film, perché tutte le riproduzioni che io faccio sono in scala, tutte uno a uno. Questa è dotata anche di un'illuminazione proprio come nel film, si illumina sia il manico che la coppa stessa. quali sono le cose più belle che ti è piaciuto stampare a tema Harry Potter? Direi praticamente tutto. Si parte dal basico che sono le bacchette, però la richiesta principale per il mercato estero sono le scoppe. Sia la Nimbus 2000 proprio di Harry che la 2001 di Draco Malfoy, ma adesso ho messo in produzione, ho già realizzato la nuova scoppa presente nella serie TV che dovrebbe uscire a dicembre. Hai Praticamente già ho anticipato anticipato e la sono serie? stato il primo a livello mondiale a realizzare la coppa proprio dal disegno e esposta giù proprio nel mio stand. Non la conosce nessuno perché ancora non ci sono immagini di riferimento, però io sono riuscito a beccare alcuni frame durante la presentazione di HBO. Ho bloccato il frame. Cioè a te è bastato solo il video. Sì, è bastato solo il video, alcuni frame di diverse posizioni e poi li ho mandati al disegnatore. Fantastico. Senti, ma chi sono in tema Harry Potter, ma anche in realtà tutte le altre cose che stampi, chi sono i tuoi clienti? Chi ti cerca? Chi si affida a te, Allora, alle tue creazioni? il 90% sono privati che proprio hanno in casa loro, alcuni proprio mi mandano le foto delle loro installazioni nelle loro abitazioni, che chi ha tema Harry Potter, chi ha tema Star Wars, chi ha tema Jumanji, chi ha tema Indiana Jones, quindi loro mi contattano e vedono i miei prodotti, allora mi chiedono, io voglio questo tipo di personalizzazione. In più particolare un leggio di Silente che è stato spedito a Londra proprio in un negozio che vende oggettistica di Harry Bellissimo. Potter. E non ce l'aveva e No, quindi... questo proprio mi ha scritto e ha detto guarda questo è il primo che ho visto che è uguale, fedele al film. Abbiamo messaggiato, siamo messi d'accordo tramite messaggi su Instagram e da lì gli ho prodotto il leggio di Silente con le candele e dopodiché ho spedito. Wow. Però considerando anche che sono modelli 1 a 1, no? Su Sì. scala 1 a 1, come dicevi, come fai a riuscire a curare così tanto i dettagli e a riprodurli così fedelmente? E Come lì fai? viene fuori il mio lato nerd proprio, che non basta l'estetica. Se il prodotto non piace a me, io non lo spedisco, anche se poi che io durante la produzione, mando le immagini del work in progress al cliente e tutti rimangono estasiati. Però finché Mhm. non piace a me visivamente, io non lo spedisco perché loro dicono no, è bello così, lascialo così. No, no, deve essere, se piace a me, che proprio è uguale, identico al film, perché mentre produco mi stampo chiamiamoli blueprint, dove ci sono proprio le immagini di riferimento, dove vanno Certo. le macchie, dove va l'ossidatura, dove va soprattutto in Star Wars la ruggine. Allora io dico, ecco, adesso il prodotto è perfetto e può partire verso il cliente finale. Dai, dimmi il lavoro più difficile.
Che hai fatto finora? O quello più lungo, quello più che Allora, hai dovuto rifare? tra i più lunghi, l'unità di contenimento dei Ghostbusters, proprio realizzare sia lo zaino protonico che l'elettronica proprio dell'unità dove loro mettono il fantasma. Lì ho dovuto estrapolare dal film i suoni, quindi poi ho dovuto togliere le voci degli attori mentre parlavano, quindi ho dovuto fare post-produzione anche sull'audio e poi ho dovuto gestire anche le durate di tutti i suoni, quindi non deve essere né più lunga né più corta, Certo, quindi fino a poi arrivare fantastico. al prodotto finale. Quelle sono tutte fissazioni mie, però. Ma guarda, io immagino anche conoscendoti in queste edizioni della Maker Faire, io immagino, non so, casa tua, il tuo laboratorio come una stanza Sì, piena di giochi, no? Piena di tutte le sì. tue creazioni. È praticamente un museo, perché mi ho costruito arcade, videogiochi arcade, poi ci sono tutte le repliche dei film, perché prima di spedire faccio i prototipi per me, che poi sono prodotti finali pronti a vendere, però Però li tieni per però te. li tengo per me e finiscono tutti in taverna, quindi lì c'è Star Wars, Ghostbusters, una miriade di oggetti proprio. Il primo che fa, la prima creazione che hai La prima fatto, creazione che ho fatto sono stati degli addobbi di Natale nel 2015. E da lì ho capito, ho prodotto questi piccoli addobbi, palline, marshmallow da appendere all'albero di Natale. È capitato che c'era un mercatino e ho detto, dai, con mia moglie e mie sorelle, ho detto, dai che li coloriamo e partecipiamo a questo certo. mercatino. E lì ho visto che hanno acquistato, poi di lì mi si è accesa la lampadina, ho detto, ah, ma sì, dai, posso stampare e vendere, posso guadagnare. E da lì poi sono partito a realizzare armature, Iron Man, Black Manta, Blue Beetle, e spedisco ovunque. Anche la settimana scorsa ho spedito un pacco a New York e uno a Las Vegas. E cos'erano? Uno era un Blue Beetle che era 2 anni fa qua e un Black Manta del film DC. Ah, incredibile. Anche perché poi ti rivolgi a tutta quella nicchia che poi in realtà è molto ampia di Sì, collezionisti, quindi sì. di amanti, no? Che immagino siano Sì, nerd quanto te sì, nella forse cura anche del di più, dettaglio. forse anche di più, sì. È una nicchia, è una fetta di mercato. Molti dicono, ma come fai? Non lo so, in verità non lo so nemmeno. Sono loro che trovano me, non Certo. sono io che vado a cercare la persona che vuole l'oggetto, sono loro proprio che cercano me. No, boh, forse è l'algoritmo di Google che li rimanda tutti a me. Anche perché mi hai parlato adesso di America, cioè quindi Sì. ti trovano da posti Sì, lontanissimi, no? Sì. il posto più lontano forse è il Giappone. Sì. Ti ricordi cosa hai mandato lì, Gli cosa hai ho spedito? inviato un droide BB-8 di Star Wars. Infatti poi da Giappone, poi cos'era? Papua Nuova Guinea, Pure? sì, un overboard di Ritorno al futuro, poi ancora scendendo più giù, forse era il Messico, proprio un libro della mummia, e ovunque, praticamente Bellissimo. ovunque, Quindi ovunque. tutti che fanno il tragitto da Tula Tula, sì, da un paesino a tutto sperduto il mondo. nel nord Sardegna, a 1000 anime. Ma questo è bellissimo, una storia molto bella. Quando però hai capito, hai voluto farne il tuo lavoro? Cioè hai detto, oltre che stamparmi le cose per me, voglio farlo. Forse nel periodo pre-Covid, perché io Mm, lavoravo nell'edilizia con mio padre, però il mio pensiero era sempre la stampa 3D. Andavo a lavorare, si va e metti il blocchetto, intonachi la casa, però il mio pallino è stato sempre la stampa 3D, perché lì io andavo a lavorare, però rientravo, mentre lavoravo, io avevo già in mente il progetto, che quando rientro a casa devo finire quel pezzo, devo stuccare, e quindi poi da lì io gli ho detto, mio padre è andato in pensione, gli ho detto, bah, vendi tutto, non è il lavoro che fa per me, non lo voglio fare. E poi in realtà hai fatto un gradino in più, no? Insomma, Sì, il maker sì, il maker è analogico, al diciamo. digitale, esatto. La stampante 3D invece come l'hai scoperta? Allora, ora Sì, è ora abbastanza, insomma, diffusa. è Se guardi diffusa. indietro al 2018, alla prima edizione, Sì? era la prima stampante, qua la Maker Canada era la mia. Ah, ecco. Poi da lì adesso ho visto che oramai è diventata di uso comune, però io ci sono arrivato per puro caso. Stavo guardando un bando per mie sorelle e mi appare questo articolo del Financial Times, la nuova frontiera della stampa 3D. E vedevo la classica scarpa stampata in 3D e un foglio di carta. E io di fronte al computer mi guardavo la mia stampante cartacea e Certo. dicevo, boh, la Come stampante, fa? come fa questa roba?
Però nel 2012 non è che non c'erano tante informazioni, quindi io ogni giorno entravo su internet e cercavo stampa 3D, però mi dava sempre questo articolo. Mm. Ho detto, boh, cos'è questa roba? Un anno dopo, io comunque in quell'anno avevo sempre il pallino, cercavo. Ok, ho detto, boh, io la compro, voglio sapere proprio cos'è. Quindi poi ho comprato, che è ancora in laboratorio, infatti è segnata col numero 1, proprio per ricordarmi da cosa sono È partito. l'inizio, È è l'inizio, l'inizio, quello sì. è l'inizio. Poi da lì sono partito, ma neanche in famiglia, quando io parlavo di stampa 3D, Beh, certo, in paese nessuno, ancora che ancora, tu sei figurati. l'alieno che è arrivato, ancora non capiscono, vengono le scuole a controllare, a vedere, però non concepiscono. E poi quindi ho detto, la compro, stampo la prima armatura per me. C'era in voga il videogioco Halo, quindi ho detto, io faccio l'armatura di Master Chief. Quindi sono uscito con Master Chief al carnevale di paese Bellissimo. e poi da Eri lì, la star del sì, sì, carnevale, no? sì. Immagino. E poi da lì sono partito. Costruivo e vendevo. Ho detto, cavolo, qua va bene. Quindi ne ho comprato un'altra, poi un'altra, fino ad arrivare adesso al laboratorio dove sono 30 stampanti. Sì. Ma costano tanto le stampanti 3D, le ultime? Le ultime no, rispetto alla Ah, prima che ho acquistato io, ora no, costano relativamente poco. però certo, poi c'è il discorso che poi unisce anche un po' tutti voi protagonisti, che all'innovazione bisogna unire la creatività e Sì, anche il sapere, no? Insomma, il saper esatto. creare, e quindi dietro c'è la persona, Non ovviamente, è che lo fa. solo, molti dicono compro la stampante 3D perché tutti ora guardano i reel di Certo, Instagram e certo. vendono la bobina nella stampante e l'oggetto finito. Infatti molti poi mi contattano, ma come si fa questo? Perché tutti sono convinti, io mi compro la E ho stampante, fatto, certo, faccio sì. così e esce l'oggetto finito, ma non è così. E ti fa arrabbiare quando No, vedi... io rido, perché poi non dico mai come raggiungere l'obiettivo, mi tengo sempre tipo il segreto della Beh, Coca-Cola. quello è il tuo sapere, Eh, certo, certo, e fai bene. Però alcuni proprio l'indirizzo, proprio che chiedono, che si vede che vogliono imparare Mm, l'indirizzo. Però molti dopo un mese stanno rivendendo la stampante su Vinted. grande classico. Che Ma, non- ma in Sardegna si sta sviluppando questo settore? se- Creatori con la stampa 3D? Secondo me sì, rispetto al Mm, 2018 si è evoluto molto, perché lo vedo anche nell'ambiente cosplay, che tutti si fanno gli oggettini, fanno spade, però poi tutti vengono, ma io non riesco a farla come la fai tu. certo. Ma io ho detto, non ci vuole un mese o un anno di stampa 3D, ho detto, io sono 15 anni che sto stampando e sto producendo oggetti. Immagino siano molti di più quelli che hai dovuto buttare, insomma, o Sì, rifare, no? sì, Quindi, molti materiale sprecato è tanto, ma infatti prima di mettere in vendita un oggetto lo testo io, ah, quindi ho detto, boh, sta uscendo male? Ok, prendo, ricomincio da zero e certo. butto e ristampo. Wow, wow. Abbiamo cercato, ti abbiamo chiesto, porta davvero un paio di cose, perché il tuo stand è pieno, pieno di oggetti. Oltre alla coppa abbiamo una maschera, falla Questa è una vedere, delle maschere raccontacela. meno conosciute dei cattivi di Harry Potter, dei Tira un po' più Mangiamorte, su, ed fa è vedere, questa è la wow. maschera di un Mangiamorte, della famiglia Malfoy, Voldemort, perché io fa parte del lato oscuro, che non mi Sei piacciono. un serpeverde, sì. Sì, non mi piace Serpeverde, mi piace Darth Vader, io sono per il lato oscuro. I buoni no, non mi piacciono molto. Però c'è anche una teoria, ecco i villain, i Sì, cattivi, sì. spesso sono anche più curati esteticamente, Esattamente. cioè hanno un'estetica incredibile. Leggevo da poco un articolo, Infatti, diceva negli questo. ultimi costumi che ho fatto proprio dei villain io. Ecco, Mysterio di Spider-Man Far wow. From Home, Mhm. Black Manta, che nello stesso è un villain, ma quest'anno un Mangiamorte. No, io sono più per i Darth Vader, i villain sono proprio. Non è come vedere Iron Man, sì, Iron Man bello, è proprio deve essere il cattivo, perché se non c'è il cattivo, Eh, il buono non esiste la storia, certo, non quindi esiste... sono più per i cattivi io, il lato oscuro. Senti Raffaele, prima di salutarti, dici creazioni che vedremo a breve, insomma, su cosa stai lavorando adesso? Se si può Tanta. dire. Sì, no, ma no, spoiler si possono fare, non è un segreto. Adesso ho messo in prova, vabbè, a parte la nuova scopa di Harry Potter, sto già pensando ad Halloween Ah americano, beh, perché certo. bisogna muoversi con molto anticipo. Sto preparando la maschera di Deathly Hallows, il film, che anche quello è di nicchia, però è molto richiesta. Allora, non vediamo l'ora di vederla, Sì. anche perché
seguendoti Sì, sulla tua pagina sui social. Instagram, sui social, vedo che aggiorni spesso e fai Sempre, vedere sempre, sempre. le tue Sì, creazioni. sì. Raffaele, grazie, grazie davvero per Grazie a essere... voi, è stato interessante fare questa chiacchierata. Grazie, siamo curiosi anche di tutte le visite che riceverai negli stand Eh beh, adesso in questi giorni e l'invito è sempre quello di venire a Olbia al Museo Archeologico e a seguire tutti i talk della giornata.